Euroregione News. Villa Ottelio Savorgnan, nel cuore di Vittorio Sgarbi. Esperimenti estivi per il riuso di Villa Ottelio Savorgnan era il sottotitolo dell'evento Musiche, poesia, tramonti e qualche sorpresa, che si è svolto a Rivignano Teor, nella villa che l'amministrazione ANSIL sta ristrutturando per la sua valorizzazione e anche grazie alla promozione del FAI, Fondo Ambiente Italiano, sta partecipando alle votazioni per il luogo del cuore. Dopo la cena a corte, un altro fine settimana spettacolare con musicisti e poesie ha animato Villa Ottelio Savorgnan di Aris. Si sono esibiti grandi artisti del Friuli Venezia Giulia con la Soul Orchestra, intervallata da Chiara Domenighini, Tony Masala, Gianfranco Lugano e anche Ennio Zampa. La Soul Orchestra, come al solito, ha affascinato il pubblico con un picco impressionante per il ricordo di Ennio Morricone, interpretato dalla voce lirica di Monica Saronni. Inoltre le solite voci pop che spiccano per bravura di Stefania Tessarin, Bruno Neri e anche Gigi Tessarin. Per la Soul Orchestra sul palco c'erano Andrea Valentinis, Gianni Gnesutta, Ivano Castellani, Carlo Zampa, Giacomo Micoli, Ettore Venuto, Federico Biasutti, Gabriele Marcon, Francesco Fasso e il grande artista nonché curatore del mega concerto Piero De Martin. Una serata speciale per un posto incantato come la villa in riva al fiume Stella, che è durato circa 3 ore mentre gli artisti suonavano, cantavano canzoni e recitavano poesie musicate. Proprio dal fiume è uscito Vittorio Sgarbi, il quale ha voluto visitare Villa Ottelio Savorgnan, ma non si è tirato indietro neppure quando l'assessore capitano Massimo Tonizzo gli ha proposto di fare un giro in barca di notte sul fiume. Insieme al sindaco Mario Anzi l'hanno sfidato le correnti per scoprire le peculiarità delle rive. Dopo aver visitato anche l'interno della villa, Vittorio Sgarbi ha chiuso la serata rivolgendo parole di speranza per il ripristino e suggerendo di utilizzare gli interni per mostre ed esposizioni artistiche, assumendosi l'impegno di parlare con il FAI perché prendano questo luogo a cuore. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.